Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, ci troviamo al Museo del Calcio Siciliano di Nino Doni. Abbiamo nuovi illustri ospiti e nuovi cimeli che arricchiranno il Museo di Nino Doni. Quest'oggi a portare gli ospiti e a fare gli onori di casa abbiamo il signor Dino Bandiera. Ormai sa proprio di adozione, possiamo anche dire. Signor Dino, hai portato due ospiti, uno è un ritorno, ma un altro è la prima volta che viene al museo. Allora, oggi è gentile, è venuto qui con noi l'amico nostro Antonio Pietro Paolo, che ha Buonasera. giocato nel giovanile della Pattese assieme al grande Michelangelo Rampulla. E ve lo presento, è qui con noi. La parola ad Antonio. Vabbè, presentiamo anche l'altro ospite. L'altro ospite è l'altro ospite è Nino Germanò, detto Alò. Fotografo Fotografo molto di conosciuto, professione, e poi l'altro ospite è Nino Donia. il padrone di casa, Va diciamo. bene, è il padrone di casa. Vabbè, meglio così. Rino, hai visto come anche la zona dei Nebrodi, il museo si espande grazie anche alla collaborazione di Dino Bandiera. Ringraziare Dino Bandiera, che si impegna sempre, viene apposta di patti. E non Pure, è, pure per 5 minuti. Vieni. ormai, infatti, dobbiamo dare È la uno città, di famiglia, no? Cioè, guardare la cittadinanza onoraria del museo. Sì, sì. Allora, iniziamo signor Pietro Paolo. Buonasera, buonasera, ho il piacere di essere qua ospite del signor Nino, che vedo che ha allestito un museo veramente eccezionale dove c'è di tutto e di più, tutte varie epoche, varie categorie, grandi campioni che sono venuti a vedere questo museo dove ci sono anche delle loro foto. Sono veramente piacevolmente colpito e grazie al signor Bandiera, all'amico Bandiera che ha insistito veramente per vari mesi affinché io venissi qua. E comunque, ed è stato un vero piacere perché sono veramente piacevolmente colpito di questa realtà. E il signor Pietro Paolo arricchisce il museo con un cimelio storico. Ora lo consegniamo ufficialmente a Nino. Questa è una fotografia risalente agli anni 78 se non vado errato, 78, 79. 79, 80 anzi. questa è la Pattese, giusto? Sì, sì. Dove c'era anche dove di- c'era Ed anche ecco, la- facciamo vedere il portiere Michelangelo Rampulla, che dalla Pattese poi ha preso il volo verso la Serie A, Champions League vinto con la Juve, quindi un curriculum tutto rispetto a Michelangelo Rampulla da Patti fino al tetto dell'Europa. È vero. Nino, da appendere subito in una posizione centrale, in posizione centrale, perché questa è veramente storia. Anche perché ho il piacere in quell'occasione di essere nella foto vicino proprio a lui. Che ruolo aveva il signor Pietro Paolo? Io centrocampista, sì, centrocampista. Sempre nella Pattese ha giocato? Però io ho finito di giocare molto presto, a 19 anni, perché poi me ne sono andato nella Guardia di Finanza, ho vinto il concorso Meglio il lavoro che... e quindi ora mi passo il tempo ancora adesso comunque. Ah, è importante. Calcetto... Calcio a sette, calcio a sette. Calcio a sette. La partitella la fa sempre. Ogni signor settimana. Pietro Paolo. Ed è molto importante. Ancora è numero uno. La vorrei fare pure io, peccato che il ginocchio dice no. Sì. Si pagano le cose. La voglia c'è, E siamo- La voglia c'è, il ginocchio no la purtroppo. passione pure. Qualche aneddoto di quegli anni con Rampulla, qualcosa che Ma ricorda... una cosa piacevole è che abbiamo vinto da giovanissimi campionati, siamo stati campioni regionali, categoria giovanissimi, campioni regionali, però poi le nazionali non sono state fatte, se non ricordo male, per problemi e motivi economici. Certo, già c'era Però una siamo diventati campioni regionali. Ma già si vedeva che aveva la stoffa Michelangelo Rampulla già da... Sì, ma lì in quella squadra c'erano tanti che avevano la stoffa veramente, che meritavano secondo me di andare avanti. Ci vuole anche poi... Oltre lui. Ma nel calcio vuole anche fortuna o no? Cioè, quella è Non è fondamentale. solo Lui bravura. ha avuto questa fortuna. Eh? Ha avuto questa fortuna. Però magari l'ha saputo anche coltivare, sacrifici, impegno sono alla base sono serio, di va. tutto. Arrivare a dei livelli che io sono una persona seria. Infatti,
Ma qualche volta lo incontra ancora, viene a Patti. Ora, io diciamo che l'ultima volta penso che l'avevo visto 6-7 anni fa, ci siamo incontrati. Ogni tanto ci siamo incontrati sicuramente. Sì, perché ci siamo visti a Patti. Quindi non ha abbandonato le origini, va, questo è importante. Le origini non le ha abbandonate. No, il rapporto è sempre lo stesso con lui, è sempre stato uguale quando ci siamo visti tranquillamente. Abbiamo scherzato, riso, rievocato alcune situazioni. È questo. Il bello del calcio è anche questo qua, perché lascia ottimi ricordi. Vuoi aggiungere qualcos'altro, signor Pietro Paolo? No, niente, veramente non posso altro che ribadire il piacere di essere stato qua stasera. Signor Germana, Dica. rispetto all'anno fa il museo si è ingrandito da un No, altro. è cresciuto tantissimo. È cresciuto in un anno, ah? Sì, più magliette, più foto. È un grande piacere sempre venire a trovare Nino Donia perché per me è un grandissimo, una bellissima persona. Qua lo spazio Lo spazio sta finendo. gli ho chiesto- Dobbiamo prendere un provvedimento. No, Come? gli ho chiesto se si poteva ingrandire andando dietro, mi ha detto che non si può. Ah, insomma, si può fare quattro palazzi. Ah, si può Può fare, fa qualche. Perché mi sa che bisogna. Si può ingrandire perché anche perché qua ancora dobbiamo portare delle bellissime persone. Qui. No, non finisce qua. Esatto, vede qua, Dio Germano mi segue e lo sa, e non finisce qua. Così sempre Giuseppe. Ma è vero, Così. perché qua gli ospiti si susseguono, i cimeli arrivano. Signor Dino, mi sembra anche lei ha portato qualcosina. Oggi ho portato una maglietta particolare. Siamo stati invitati dalla scuola calcio Milan a Rocca di Caprileone assieme a Nino Donia. E c'era il grande portiere del Milan, Dida. E quel giorno lui era disponibilissimo. Allora non sapevamo come far firmare Dino Donia a Dida qualcosa. Mi sono messo a spalle verso di lui e mi sono fatto firmare la mia maglietta che ero andato lì. Vediamo. Lui ha fatto una dedica al museo ed è il 31 luglio del 2022. Storia, E lui bellissima. fa la dedica al museo del calcio di Nino Donia. Dite. E questo io dopo tanto tempo gliela sto regalando a lui. E non bisogna nemmeno lavarla questa, mi raccomando, questa si mette. Assolutamente. È originale. Assolutamente. Originale. Gli originali di così non si può. Signor Però c'è Bandiera, un'altra maglietta pure di Grande. bandiera. Quando giocava nella Tigre del Bolo, a giallo-verde. ah, È originale, sporca di quando giocava. Piena di fango. è quella, ma quella. Anni 70. Anni 70. L'originalità è proprio quella. Sì, sì. Bene, Io me la sono Ottimo. tolta dal mio repertorio e gliel'ho portata a Nino. e questo Con tutti merita i anche. Questo bisogna mettere bassa, Nino, non alto perché bisogna leggere No, è la già dedica. un posto suo. Ma dobbiamo trovare spazio. Poi questa è qualcosa di Specialmente per Di Nino è unico. Qualcosa di unico. ancora più unica per Nino. Vabbè. Che belle cose. Ringraziamo, signor Germano, vuole aggiungere qualcosina? No, niente, io ritornerò ancora sicuramente con altri personaggi e porterò una maglietta di mio figlio perché mio figlio è un grande pure e porterò una maglietta. Ricordiamo, dove gioca suo figlio? Mio figlio ha giocato a Bici Soccer con il Villafranca a Bici Soccer. Che ha sfiorato la Serie A, se non sbaglio. Bravo, Serie A, sì. Mm. E porterò una maglietta, manca qua. Sì, manca, il BC Soccer effettivamente Il BC Soccer manca. manca. Abbiamo le foto quando si giocava sulla spiaggia, ma non era BC Soccer, No, no, ma no, era... sì, porterò una foto di mio figlio con la maglietta e così. E adesso suo figlio gioca in una squadra in Germania. Sì, lo sa. No, ricordiamolo, a distanza di un anno. No, adesso gioca in Germania in Serie C. Calcio o BC No, Soccer? calcio a 11. E qual è la squadra? Ormai. E che ruolo fa? Lui è centravanti. Ah, Sì. Vuol tornare in Italia o si trova No, bene? no, non tornerà in Italia perché si trova bene, non problemi. Adesso ora è più grandetto, gli hanno dato anche il lavoro. E allora, se c'è lavoro e passione. E rimanerà in Germania E sistemato. a vita. Vabbè. Grazie Germana. Grazie. Signor Pietro Paolo, aggiungiamo qualcosina? Ma che bisogna dire? Sono rimasto
comunque impressionato veramente poi tra l'altro nell'arco di breve tempo è stato Sì, costruito 2 anni. questo museo, 2 anni qua, dice Nino, quindi veramente da tempo di record, praticamente non c'è neanche più lo spazio per E mettere- ormai è pure la potenza di internet che fa da pubblicità nel miglior modo possibile. Infatti, Questo è anche il lato positivo di internet, è questo. infatti, devo fare solo i complimenti. Grazie. Signor Dino, Niente, siamo qua. questa quando è la sera. prossima visita? Speriamo A breve presto. tempo. Speriamo presto che vogliamo fare qualche altra cosa di nuovo qua con Nino. E noi aspettiamo. Ok, alla prossima allora. Nino, una bella chiacchierata. Grazie prima di tutto a Dino Bandiera, che si impegna sempre, ogni giorno mi telefona, come sto, come sto, mi fa buonanotte, buongiorno, è un vero... Un vero grande amico. Perché i fratelli capaci lo fanno, che tu lo fai. Con un gran complimento così possiamo chiudere questa piacevole chiacchierata. Grazie al signor Germanà, grazie al Pietro Paolo, grazie al signor Dino Bandiera e grazie a Nino Oddoni. E grazie a te. E non finisce qui. Soprattutto, E non finisce qui. E non può finire così. Grazie.